Si aspettava un risultato così straordinario. No, così straordinario no, però mi sembra di volare sulle nuvole. Voglio ringraziare la cosa che mi sento proprio di fare, oltre alla Stefania che mi ha sostenuto 11 anni, ma voglio ringraziare i cittadini di Venezia, di Mestre, di Marghera, delle isole, delle persone che hanno proprio espresso quello, cioè mi hanno dato un valore grande perché è quello che ho fatto in 11 anni, mi sembra che... E Simone sarà libero, ci tengo a dirlo, non è delfino di nessuno, delfino ne abbiamo uno, è in piazza San Marco, nuota bene su acque pulite. Le proporzioni della vittoria di Simone Venturini sono state tali da stupire anche Luigi Brugnaro. E il successo elettorale del suo ex assessore è in fondo anche il suo, perché i voti raccolti dalla lista Venturini Sindaco, assolutamente predominante nella coalizione di centrodestra, hanno premiato diversi consiglieri e assessori uscenti e rappresentano quindi anche un'espressione di gradimento verso il progetto politico e amministrativo ideato e guidato da Brugnaro in questi anni. Facciamo noi 30%, vuol dire 14 consiglieri, 5 Fratelli d'Italia, 2 la Lega, 1 Forza Italia, cioè è chiaro che sono i cittadini e questa è una lista civica, è trasversale. Il futuro è questo, con l'alleanza di centrodestra, però bisogna che a Roma arrivi bene il messaggio, bisogna mettere gente competente, non basta mettere il fidato di turno, lo dico anche a orecchie qua locali che devono ascoltare, bisogna mettere gente capace, non basta fare i proclami, andare continuamente in televisione perché ha lo spazio, mettere gente fedele, devi mettere gente brava. Brugnaro ci tiene inoltre a ricordare particolarmente il lavoro dei dipendenti comunali, con i quali possono anche esserci stati dei momenti conflittuali, ma che rappresentano e rappresenteranno, dice, una risorsa preziosa anche per il lavoro di Venturini. Simone sarà un grande politico, io mi sono battuto perché fosse lui, è una bravissima persona, un ottimo ragazzo, ma soprattutto è un politico competente e farà bene, ma sarà libero. Io faccio altro, non ha bisogno dei miei suggerimenti, dei miei consigli, deciderà lui cosa deve fare. Venezia è nelle buone mani, però grazie ai cittadini, grazie perché sono onorato di aver guidato questa città per 11 anni, è stato un grande onore, rifarei tutto e questa cosa adesso mi ha riempito il cuore, insomma. Mi sembra di volare sulle nuvole. Cosa ne mancherà di più di Cafarsetti? No, niente, cioè ho fatto un servizio, mi ricorderà i momenti belli, meno belli, di grande valore, ma non sono nostalgico io guardo avanti.